Rieccoci, Primus Inter Pares, consueto appuntamento settimanale del mercoledì, gruppo TV7, vi ricordo che siamo in diretta anche sulla pagina Facebook, questa sera non siamo nei nostri studi come di tradizione, ma siamo ospiti al ristorante Il Tezzon a Campo San Piero per parlare di sanità come avete visto prima della pubblicità appunto, quindi ringraziamo il Tezzon e il Rotary di Campo San Piero che ha organizzato questa serata. Allora abbiamo parlato di Campo San Piero, ci ritorneremo per parlare, anzi ne parliamo già della nuova tecnologia, va bene dottor Rudier, se vuoi già anticipare lei così possiamo terminare il concetto che poi ci possiamo allacciare anche per quanto riguarda la sanità in Veneto. Sì, la cosa interessante di cui parlava prima era proprio il discorso della formazione, no? Un chirurgo che prima utilizzava le mani, adesso come si trova? Innanzitutto è fondamentale creare la squadra, questa è una cosa molto importante, almeno nella chirurgia di oggi bisogna creare persone che sanno fare la chirurgia tradizionale, che capiscono la necessità dell'innovazione e mettono nelle condizioni i propri di imparare la chirurgia più moderna. Come? Ovviamente utilizzando quelli che sono i mezzi oggi di formazione. In Veneto c'è un bellissimo centro di simulazione a Verona dove c'è la possibilità di acquisire competenze tecniche su manichini, su polli, dove si possono imparare a fare anastomosi, cioè punti, si possono imparare a fare delle dissezioni, si può quindi poi mettere in pratica nell'attività chirurgica quotidiana le competenze imparate in questi contesti. Quindi all'interno del reparto non ci deve essere un unico chirurgo che deve sapere fare tutte le metodiche, ci deve essere il chirurgo che sa fare quelle metodiche, capisce la necessità dell'evoluzione e mette nelle condizioni anche gli altri membri dell'equipe di poterle imparare. E mi permettete di dire che il robot, pur essendo un prodotto, un oggetto di estremo costo, sicuramente di estremo costo, però dal punto di vista di quello che è la democraticità della sua capacità di applicazione è indubbio il sistema migliore perché permette agilmente a tutti di imparare. Mi raccontavate prima durante la pubblicità una curiosità che io non sapevo e quindi vi ringrazio, che quei robot si usavano tempi addietro, da una via satellitare, assolutamente. Quindi non è una novità. È una tecnologia bellica che nasceva alla fine degli anni del 90 e prima del 2000 per poter operare sui campi da guerra a distanza soldati feriti. Poi logicamente la tecnologia satellitare soprattutto non permetteva che la trasmissione del gesto chirurgico fosse perfettamente contestuale all'atto del robot sul campo da guerra, quindi è stata poi abbandonata, per poi essere ripresa all'inizio degli anni 2000 nella chirurgia vera e propria, con nel 2002 il primo intervento di prostatectomia radicale è stato fatto col robot in Francia e poi c'è stato il boom degli ultimi anni. Mi sembra stanno uscendo le automobili senza guidatore, dunque tutto in prima o automatico, poi ormai tra poco usciranno anche i robot senza chirurghi. Il mondo sta completamente cambiando, è meglio così, vuol dire che si sta rinnovando. Allora, parliamo della sanità Sole Coletto del Veneto, 2017, vediamo cosa è successo nella nostra regione. Servizio. Un altro anno da record si chiude con un bilancio positivo il 2017 della sanità veneta, che si conferma ancora una volta eccellenza nazionale ed internazionale. Oltre alle solite conferme, le più importanti novità arrivano innanzitutto dalle strutture. Lo scorso 21 dicembre è arrivata l'ufficialità sull'accordo tra Regione Veneto e Comune di Padova per il nuovo Policlinico Universitario, che verrà realizzato a Padova Est e si aggiungerà all'attuale polo di via Giustiniani, che verrà riqualificato. Non solo, Padova avrà presto anche una nuova pediatria. E poi ancora la cittadella sanitaria di Treviso, il rilancio dell'ospedale di Chioggia e il CTO di Campo San Piero confermano l'interesse nei confronti delle strutture regionali. La sanità veneta si è poi dimostrata all'avanguardia sul fronte dei progressi dell'oncologia. Agli ottimi risultati ottenuti da IOV e Rete Oncologica va aggiunto il primato del registro tumori, divenuto nel 2017 il più grande d'Italia, in grado di censire il 96% della popolazione veneta, con l'obiettivo di arrivare presto al 100%. E poi i nuovi record sul fronte dei trapianti, 579 quelli effettuati nel 2017, il numero più alto degli ultimi 10 anni, 130 le donazioni di organi, quasi 2300 quelle di cornee. Grandi sforzi anche nella lotta all'inquinamento da PFAS, con la sanità regionale pronta a sborsare oltre 100 milioni di euro in 10 anni per assistere i residenti dei comuni più colpiti, e già nel 2017 sono arrivate le prime risposte concrete, tra monitoraggi sugli alimenti, biomonitoraggi sulle persone e plasmaferesi.
E ancora gli investimenti. Nel 2017 Palazzo Balbi ha autorizzato ben 84 progetti di investimento, soprattutto per l'acquisto di macchinari e strumentazioni, per un totale di oltre 61 milioni di euro. E grandi progressi si sono fatti anche sul fronte della digitalizzazione della sanità, con il Veneto in vetta sia in Italia che in Europa. Referti di laboratorio, ricette e documenti oggi sono in gran parte disponibili in digitale. Senza dimenticare la grande attenzione nei confronti delle donne. Ben 35 ospedali veneti, più del 10% del totale nazionale, hanno ottenuto i bollini rosa assegnati dall'Osservatorio Nazionale Salute Donna, riconoscimento che piazza la regione al secondo posto dietro la Lombardia. Nell'anno in cui è entrata in vigore l'azienda zero, insomma, la sanità veneta si è confermata sempre più eccellenza, sempre più punto di riferimento, un vero e proprio modello da copiare. Credo che questo servizio sia davvero una chiave di lettura della nostra sanità, esaustivo, Assessore Coletto. Non so che domanda fare, perché da tutto quello il nostro giornalista ha fatto il servizio, mi sembra che funzioni. Poi gli farò qualche domanda particolare, però mi sembra che nel 2017 sia stato fatto molto per quanto riguarda la sanità in Veneto. Sì, ovviamente si può sempre migliorare, noi vogliamo continuare a migliorare. Questo perché innanzitutto il nostro obiettivo è rendere sempre le prestazioni dovute al cittadino e migliorare sempre di più la qualità. Lo facciamo investendo circa 70 milioni ogni anno, investimenti in apparecchiatura e in investimenti diciamo nelle strutturazioni di plessi ospedalieri. Ho visto prima Chioggia, che è un progetto che è partito all'inizio del mio mandato nel 2010. E ormai l'ospedale di Chioggia è totalmente ristrutturato, reso antisismico, un ospedale di fatto nuovo. Quindi attenzione sia alle strutture, la cura nella manutenzione delle strutture, che sia sempre perfettamente a regola d'arte e rispondente a quelle che sono le necessità della sicurezza, che in sanità sono fondamentali, non importanti, sono fondamentali far lavorare i nostri medici, i nostri chirurghi in ambienti perfettamente aderenti a quelle che sono le normative. Spesso e volentieri abbiamo anche ovviamente dei controlli che certificano quella che è la qualità della nostra sanità. Gli investimenti, 70 milioni, sì, possono sembrare moltissimi come pochissimi. Ce ne vorrebbero sicuramente molti di più. Io è dal 2010 che ho l'onore di essere assessore alla sanità del Veneto. E da allora ho visto solo che tagli dal governo centrale. È altrettanto vero che noi abbiamo risposto a questi tagli con innovazione, con investimenti, con ristrutturazione del sistema, partendo, ne parlavo prima col dottore, all'inizio del mandato, entrando in questa stanza buia, accendendo l'interruttore, facendo una fotografia, il famoso libro bianco che facemmo nel 2010. Da quella fotografia siamo andati a trovare tutte quante le varie criticità una per una e siamo intervenuti in maniera puntuale con il piano sociosanitario. Di lì le schede e di conseguenza siamo partiti con gli investimenti. All'epoca abbiamo dovuto anche intervenire su 1.300.000 euro di investimenti non, come dire, che non sono stati smobilitati. L'abbiamo fatto un accordo con il MEF, siamo riusciti a trasformare questo problema in un'opportunità. Da lì sono arrivati i 70 milioni che ogni anno iniettiamo nelle varie USL per fare gli investimenti. Assolutamente. Senta, Assessore, una domanda la faccio. Poco tempo fa nel Veneto c'è stato il referendum per l'autonomia. Il rapporto governatore Zaia, quindi Regione Veneto, con lo Stato per quanto riguarda la sanità, funziona? Ci sono dei disaccordi? Ma volete più soldi? Cioè, come va? Come sta andando? Allora, diciamo che noi siamo riusciti a sfruttare quella che per quanto ci riguarda è una grande opportunità, quella del titolo quinto e quindi del federalismo sanitario. Gestire direttamente, fare programmazione della sanità, per chi la sa fare, è una grande opportunità. Tant'è che in Regione del Veneto noi abbiamo circa 100 milioni ogni anno di mobilità attiva che arriva da altre regioni, cioè di pazienti che vengono attratti dalla qualità della nostra sanità e vengono a curarsi in Veneto. Detto ciò, il governo centrale, naturalmente, visto considerato che altre regioni non hanno ritenuto di sfruttare questa opportunità del federalismo sanitario, diciamo, hanno creato dei buchi enormi. Autonomia
federalismo sanitario è stata una grande intuizione per il Veneto, nel senso che l'unica criticità, diciamo la criticità più importante che potevamo avere, era quella del limite che ci ha messo il governo centrale all'epoca del governo Monti del DL 95, quando ha detto che per quanto riguarda il costo del personale dobbiamo fare riferimento all'anno 2004 sia per quanto riguarda i costi che per quanto riguarda il numero del personale, meno l'1,4%. Evidentemente le necessità da allora sono cambiate, certo, è cambiato il mondo dal 2004 e noi abbiamo inteso mettere sul tavolo delle trattative, l'ha messo il governatore Zaia, il fatto che le regioni in equilibrio di bilancio come il Veneto possano gestire al meglio e quindi andare oltre quel limite per quanto riguarda l'assunzione di personale medico e comunque sia del comparto. Direttore Domenico Scibetta, a lei faccio sempre delle domande, quelle più cattive poi, no, non sto scherzando ovviamente. Senta, i tempi di attesa come stanno andando? Lo sa, mia zia si arrabbia sempre perché attende moltissimo, poi va a fare la richiesta per un esame al seno, ci vuole tempo, poi qualche altro medico dice vieni da me che ti faccio, voglio un po' di soldini, ed è stata lì un po' una cosa non bella per quanto riguarda la sanità padovana e veneta. Ecco, mi racconti i tempi di attesa e anche quello che è successo, è una domanda che vi devo fare ovviamente a Padova per quanto riguarda quel medico e quella dottoressa che ha chiesto al paziente una piccola tangente per avere i tempi più rapidi. Partiamo dai tempi di attesa. Tempi di attesa. Io lavoro nel sistema veneto da 30 anni e ricordo quando nel 2005-2006, fino al 2008, i tempi di attesa non erano un obiettivo così forte e pregnante che veniva posto ai direttori generali. Io allora ero direttore sanitario e le prestazioni venivano erogate con i tempi che ogni ospedale si poteva dare. Da lì è cominciata una forte e incisiva azione da parte della giunta regionale che ai direttori generali ha cominciato a dare degli obiettivi sempre più stringenti sui tempi di attesa. Siamo partiti dal soddisfacimento del 50% dei tempi di attesa, ricordo nel 2009, 10 e 11. Oggi, per le priorità B, ma anche per le D e per le P, non andiamo sotto il 92-93%. Certo, lei può immaginare che una ULSS come quella Euganea, che eroga 11 milioni di prestazioni, 11 milioni di prestazioni in un anno, è chiaro che non tutto può essere perfetto nei termini dei tempi di attesa. E se io anche le dicessi che il 98-99% riusciamo a soddisfare le richieste nei tempi prescritti, rimarrebbe comunque quell'1% che su 11 milioni fa l'opinione di mia mamma, di sua zia, che incorre in quella roba. Questo per quanto riguarda i tempi di attesa. Certo, l'anno scorso, visti i risultati raggiunti, la Giunta regionale ha voluto alzare l'asticella, ci ha posto un obiettivo ancora più sfidante. Ha dimezzato i tempi di attesa per le priorità D e P, non più 180 giorni ma 90, non più 60 ma 30. E allora, alzando l'asticella, abbiamo dovuto riorganizzare le agende, aumentare la potenzialità di offerta, tutto quanto ci sta appresso. In un mondo che è complicato nel campo dell'erogazione delle prestazioni, sono milioni e milioni di prestazioni. Abbiamo lavorato anche sul versante dell'appropriatezza, perché studiando i vari profili di prestazione è chiaro che non tutte le prestazioni sono al 100% appropriate, cioè richieste in maniera tempestiva oppure corretta. Quindi stiamo lavorando anche su quel versante lì. Un commento sugli episodi di cui leggo sui giornali. Guardi, io nell'azienda ULSS Euganea ho 8.000 dipendenti, quasi 8.000, 7.900. Ritengo che tutti siano eccellenti e ottimi professionisti e lo dimostrano i risultati che raggiungiamo. Certo, statisticamente ci può essere una, dico una, mela marcia. Non voglio arrivare a giudizi definitivi perché poi certo, la magistratura fa il suo corso,
collegi di disciplina, tutto eccetera. Però dico, statisticamente, se su 8.000 dipendenti, parlo per casa mia, dico la ULSS Euganea, dovesse esserci una mela marcia, è chiaro che questo non può ingenerare nell'opinione pubblica il sospetto o il dubbio che tutti gli altri 7.999 siano propensi a comportamenti delinquenziali. E questa è la prima cosa che bisogna subito chiarire. Il nostro sistema è un sistema sano. Poi noi dobbiamo mettere in campo, rafforzare tutte quelle azioni che cercano di impedire questo tipo di azioni configurabili come delittuose, su cui è giusto che la magistratura faccia il suo corso. Però non è possibile che da un caso isolato, se poi viene confermato essere come è stato descritto dai giornali, non si può da questo mutuare l'atteggiamento su tutto il nostro sistema sociosanitario. Ma può essere anche un esempio a far sì che non accada più, proprio il motivo che l'opinione pubblica ne ha. Ma serve anche ad ulteriormente rafforzare l'attenzione, perché ovviamente quando assurgono all'ora della cronaca episodi di questo tipo, è chiaro che in tutti noi scatta subito un ulteriore livello di allarme, no? E noi abbiamo gli strumenti per andare a verificare a campione, lo facciamo, ma anche la Regione ha i suoi meccanismi per cui controlla i nostri flussi dati, le nostre attività. Dottor Civetta, le faccio un'altra domanda in merito. Se io paziente vado in ospedale, faccio un esempio, richiedo una visita e dove mi ricevono mi dicono guarda il posto ce l'hai fra 3 mesi. Io chiedo allo stesso CUP, senta io ho bisogno per necessità, voglio questa visita a pagamento, me la trovano il giorno dopo. Vede, Il giorno dopo no, però in 2 giorni. Domanda che le pongo, anche qui si può migliorare questa situazione oppure anche se questo episodio è regolare ed è corretto perché fa parte della regola dell'azienda ospedaliera, giusto? No, allora, intanto dubito che questo possa succedere con lo stesso operatore perché ormai già da tempo la Giunta regionale ha imposto e ci ha dato indicazioni precise che i canali di prenotazione dell'attività istituzionale e dell'attività libero professionale, che è un diritto sancito dalle leggi dello Stato, siano separati, per cui è estremamente difficile. E le telefonate civetta fatte nell'immediatezza del fatto da molti suoi colleghi giornalisti, telefonando ai nostri CUP, per verificare se questo avveniva, io ricordo un articolo su un quotidiano che diceva abbiamo fatto le verifiche campionarie, anonime, civetta e tutto è regolare. E questa è stata la più grossa soddisfazione. Quindi i canali sono separati. Non può succedere che un CUP, dico un operatore del CUP, non il reparto o un telefono diverso da... I canali sono separati. E tutti i tentativi che sono stati fatti di far sì che l'operatore del CUP dicesse ma se va di là in privato facesse no, non sono andati a buon fine perché da anni noi abbiamo attenzione alla separazione dei canali. Poi l'esercizio della libera professione, come le dicevo, è un diritto contrattuale, un diritto che non può essere innegato al di fuori e con regole molto precise, al di fuori dell'orario istituzionale, col governo dei volumi dell'attività rispetto all'istituzionale. È chiaro che ci possono essere dei tempi ridotti per chi decide di accedere in tempi più brevi di quelli previsti dalla sua categorizzazione di priorità. Le ricordavo prima che una prestazione, prima visita o prima prestazione con priorità D, noi possiamo erogarla entro i 30 giorni, 30 o 60, prima erano 30 giorni, è chiaro che se il cittadino decide, uno, di scegliere per un rapporto fiduciario il medico ben preciso, perché noi offriamo la prestazione all'interno dell'unità operativa, ma se lei decide di scegliere un ben preciso medico, magari sceglie il canale della libera professione. Così come se invece di accettare la mia offerta, l'offerta della struttura, pur entro i tempi previsti dalla normativa, dalle normative regionali, che sono, non so, i 30 giorni, preferisce farla domani, ecco che accede a un canale di libera professione. Purché questo avvenga
nell'assoluta trasparenza E regolarità. e nel rispetto delle regole. Certo, è stato chiarissimo. Senta, dottor Schipetta, sono rimasto molto felice, molto contento quando ho avuto ospite l'assessore Coletto. Mi ha detto, mia moglie aveva bisogno di un esame ed è andata a fare questo esame, se non sbaglio, il sabato sera o la domenica sera. Questo vuol dire che le USL sono aperte, le aziende ospedaliere, anche il sabato e anche la domenica per soddisfare le esigenze dei pazienti. Questo vi fa onore, cioè la disposizione, perché di solito tu vai in ospedale, a sabato e la domenica non c'è mai nessun ammalato, mi sembra quasi impossibile. Tutti gli altri giorni un traffico incredibile. Sabato e domenica stanno tutti bene. Invece aprendo anche il sabato e la domenica credo che potete diluire gli esami ai pazienti e questa è una bella cosa dal mio modesto punto di vista. E questo vi fa onore ovviamente. Ecco, l'apertura, diciamo, serale festiva riguarda le grandi apparecchiature, in maniera da, ritornando al concetto che si diceva prima, gli investimenti in grandi apparecchiature devono essere resi efficienti facendo sì che lavorino il maggior numero di ore e per il maggior numero di giorni alla settimana. Quindi le aperture serali riguardano le grandi tecnologie, penso alle risonanze, alle TAC o a particolari indagini strumentali, le endoscopie. E quindi noi garantiamo, magari tornando all'interno degli ospedali, queste fasce di aperture serali che vengono offerte ai cittadini dal CUP e devo dire che riscontrano anche notevole successo. Devo dirle anche per corretta informazione che del nostro sistema pubblico fanno parte anche i presidi privati accreditati, che fanno parte della rete del sistema sanitario, lavorano in nome e per conto del sistema sanitario regionale. Quindi in questa programmazione di aperture serali noi abbiamo coinvolto anche le strutture private accreditate che sono dotate di queste attrezzature, di questa alta tecnologia. Sentite, dopo di tutto il bene che abbiamo parlato del 2017, dove si può ancora migliorare secondo voi la sanità, assessore Coletto, e dove soprattutto c'è bisogno? Beh, allora si può sicuramente migliorare nell'ambito degli investimenti. L'investimento è il futuro dell'ospedale. Paradossalmente l'ospedale del futuro non avrà letti, no? Esasperando quella che è l'innovazione, la tecnologia, i nuovi device che dovranno servire a curare i nostri pazienti. Su quello non c'è limite. E poi sugli investimenti che riguardano la ricerca. Il futuro anche dell'oncologia si dice possa essere decisamente, oltre che nelle nuove apparecchiature, anche e soprattutto nei farmaci. Già adesso noi sopportiamo dei costi molto importanti per quanto riguarda i farmaci oncologici e innovativi. Il governo qualche tempo fa li finanziava, ora ce li carica decisamente su quelli che sono i fondi sanitari regionali. L'auspicio qual è? L'auspicio che si possa fare più ricerca sicuramente, e questo lo possiamo fare sia attraverso l'università, e dove ci sono le università c'è anche innovazione, c'è ricerca, c'è didattica, ma c'è soprattutto buona sanità. Il Veneto ha due università, la più importante evidentemente è Padova, è anche fra le più vecchie, ma entrambe hanno come obiettivo comune quello della ricerca, quello della didattica, quello della formazione. Peraltro siamo riusciti anche con una legge a trattenere un po' di più i medici che specializziamo in Veneto, visto e considerato che pochi lo sanno, ma noi, oltre ad avere il dramma del numero chiuso e a breve rimarremo senza medici, già adesso siamo in difficoltà con determinate specialità, una per tutti gli anestesisti. Riusciamo a sopperire, ma il problema è imminente. Quindi il numero chiuso che almeno per un certo periodo dovrebbe essere sospeso. Peraltro laureiamo 10.000 medici e riusciamo a specializzarne solo 6.000. Nel patto della salute che abbiamo firmato, che ho firmato io come coordinatore degli assessori della sanità e con il governo nel 2014, abbiamo previsto una specialità parallela che sostanzialmente non era altro che la specialità di una volta, no? Quella fatta in reparto, e questo ci permetterebbe di formare ulteriori medici, di specializzare altri medici assieme ai 6.000 che formano l'università. Questi sono i problemi che dovremmo affrontare in un prossimo futuro, ma neanche tanto prossimo, perché nei prossimi 7 anni noi avremo bisogno di risposte, avremo bisogno di medici in più, di personale
infermieristico in più per dare delle risposte, e queste cose le possono dare solo ed esclusivamente perché abbiamo visto che le riforme, se partono dal governo centrale, falliscono. Abbiamo visto col referendum del 4 dicembre 2016. Se partono dalle regioni, quindi dal territorio, vanno avanti, e l'abbiamo visto col referendum sull'autonomia del 22 ottobre 2017. Vuole aggiungere qualcos'altro, dottor Scibetta, in merito ai programmi, progetti futuri, Certo, secondo lei? sicuramente il problema che ha sottolineato l'assessore rischia di diventare drammatico, no? L'acquisizione di professionisti. A noi capita di bandire dei concorsi che vanno poi deserti, e stiamo arrivando al livello che ci stiamo rubando i professionisti da una ULSS all'altra, da un ospedale all'altro, proprio perché la programmazione nazionale dei posti in specializzazione è una programmazione che non ha nessuna attinenza con i reali bisogni, quindi assolutamente dissociata. Quindi sicuramente noi andremo di fronte a un grosso problema di acquisizione di specialisti, questo sul versante lì. Sugli investimenti, mi permetta di contestualizzare il discorso degli investimenti. Beh, certo, ci vorrebbe una quantità infinita di denaro per poter soddisfare magari tutte le esigenze però devo dire che la Giunta regionale, per rimanere legati al territorio della ex ULSS 15 e solamente per questo territorio, nel biennio 2016 e 2017 ha investito 25.112.000 euro, di cui 9 milioni per attrezzature, 5 milioni in edilizia, 11 milioni con impegni attualmente in corso, 25 milioni e più di euro di investimenti, seppur in una diciamo, crisi di sostenibilità, considerati i finanziamenti eccetera. E devo dire che poi la riforma, cioè i nuovi modelli organizzativi, quello che il Veneto si è dato in termini di innovazione non serve, come aveva sottolineato l'assessore all'inizio, per risparmiare, ma per assicurare la sostenibilità, perché i nuovi modelli organizzativi, la razionalizzazione di processi prevalentemente amministrativi, siamo partiti da quelli, ci consente di liberare risorse per poter poi dall'altra parte investirle in innovazione, in edilizia, in tecnologia. È stato chiarissimo. Allora abbiamo l'ultimo servizio della serata, in Veneto c'erano 21 USL, sono state ridotte a 9, vediamo dove sono queste 9 USL e che territorio coprono. Vediamo il servizio. La riforma della sanità veneta, entrata in vigore il 1 gennaio 2017, ha visto una vera e propria rivoluzione nella geografia delle ULSS della regione, che sono passate dalle precedenti 21 alle attuali 9. Obiettivo: risparmiare burocrazia e stipendi di managers per incrementare finanziamenti in cure e macchinari. Così ora, in linea di massima, ogni provincia è servita da una sola ULSS, anche se con qualche eccezione, ma vediamo tutto nel dettaglio. L'ULSS 1 Dolomiti incorpora le vecchie ULSS di Belluno e Feltre e comprende i 64 comuni della provincia di Belluno. L'ULSS 2 Marca Trevigiana ha visto la fusione delle 3 ULSS di Treviso, Pieve di Soligo e Asolo e riunisce tutti i 95 comuni della provincia di Treviso. La città metropolitana di Venezia invece può contare su 2 ULSS, l'ULSS Serenissima, che incorpora le soppresse ULSS di Milano e Chioggia e comprende 24 comuni, e poi l'ULSS 4 Veneto Orientale, che viene confermata e comprende i restanti 20 comuni del veneziano. L'ULSS 5 Polesana, nata dalla fusione delle vecchie ULSS di Rovigo e Adria, riunisce sotto di sé i 51 comuni della provincia di Rovigo. L'ULSS 6 Euganea, che comprende le vecchie ULSS di Padova, Alta Padovana ed Este, ora comprende i 103 comuni della provincia di Padova. L'ULSS 7 Pedemontana non è altro che la vecchia ULSS di Bassano del Grappa, che incorpora quella dell'Alto Vicentino e serve 60 comuni della provincia. Gli altri 61 invece rientrano nell'ULSS 8 Berica, nata dalla fusione delle 2 ULSS di Vicenza e Ovest Vicentino. L'ULSS 9 Scaligera racchiude sotto di sé i 98 comuni della provincia di Verona ed è nata dalla fusione delle vecchie ULSS Verona, Legnago e Bussolengo. Infine completano il mosaico le 3 aziende autonome già previste in precedenza: Azienda Ospedaliera di Padova, Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona e Istituto Oncologico Veneto.
Ecco, Assessore Colletto, è stata riorganizzata appunto la sanità in Veneto, sono state ridotte da 21 a 9, ovviamente anche per ridurre i costi, immagino, certo. È stata fatta questa operazione. No, ma diceva bene il dottor Scibetta poc'anzi, noi abbiamo inteso razionalizzare e ridurre quelli che sono i costi amministrativi, ricavando le risorse, ulteriori risorse da investire nell'ambito sanitario, perché la nostra finalità non è quella di fare pura amministrazione, anche quella, ma soprattutto il nostro ambito è quello di curare le persone, quindi abbiamo inteso razionalizzare l'ambito amministrativo concentrando tutte le materie che si possono concentrare, ad esempio gli uffici tecnici, per non parlare degli uffici amministrativi in generale, quindi mettere insieme all'interno dell'azienda zero in maniera tale che i direttori generali delle 9 US possano seguire prevalentemente o quasi esclusivamente l'ambito sanitario, quindi migliorare quelli che sono i servizi. Servizi che hanno dei numeri piuttosto importanti. In Veneto, diceva il dottor Scibetta, a Padova, nell'US di Padova, vengono erogati 11 milioni di cure, di interventi. A livello Veneto vengono erogati 80 milioni, di cui 2 milioni sono di pronto soccorso. Quindi sono numeri importantissimi, abbiamo circa più di 60.000 dipendenti, se consideriamo l'indotto andiamo intorno ai 90.000 dipendenti. Io credo che sia veramente una grande azienda quella della sanità veneta, che oltre a creare occupazione crea benessere, crea salute. La salute non è un costo ma va vista come investimento. È tutto vero, però analizzando, Assessore, per esempio il Veneto, lo Stato italiano anche però il Veneto, siamo una regione che ha parecchi anziani o meno giovani, come meglio vuole chiamarli, e quindi questi hanno più bisogno di cure. Se continua così c'è bisogno ancora di ulteriori investimenti per quanto riguarda la sanità per dare una mano a questi meno giovani, insomma così. Noi non è che abbiamo dimenticato questa cosa, anzi l'abbiamo ben chiara, tant'è che siamo partiti da qualche anno fa facendo un piano sociosanitario e non un piano sanitario. Gli investimenti è da tempo che investiamo in telemedicina, che investiamo in gestione domestica delle patologie croniche, di conseguenza con lungimiranza rispetto a quello che sta arrivando. La lungimiranza che è tipica di chi fa programmazione e la vive direttamente sul territorio, ha ragione, la dimensione corretta per fare programmazione rispetto al governo centrale che si parlava prima dei medici, è completamente, diciamo, disassato rispetto a quelle che sono le necessità. Noi che facciamo programmazione sappiamo anche quanti medici ci servono. Qualche intervento siamo riusciti a farlo. L'abbiamo fatto in Regione Veneto, gestendo e programmando quelle che sono le necessità sia dei medici sia del comparto infermieristico. E l'abbiamo fatto con delle delibere che vanno a definire il numero minimo di medici e di infermieri per reparto e per intensità di cura. Questa esperienza positiva che abbiamo fatto in Veneto l'abbiamo portata anche a livello nazionale e finalmente siamo riusciti ad approvare con un'intesa Stato-Regioni qualche tempo fa l'accordo appunto per definire il numero di medici che servono regione per regione. È un passaggio importante perché prima avevamo solo un limite di costo, test e costi 2004 meno 1,4%. Adesso abbiamo un passaggio in più a favore di chi fa programmazione, cioè le necessità minime, le disponibilità minime di infermieri e di medici. Io reputo che sia un grosso passo avanti per consolidare un sistema sanitario su base universale come il nostro, che a livello europeo è quello meno costoso e che eroga cure senza distinzione di censo a tutti quanti i cittadini. Senti, dottor Scibetta, le direttive della Regione sono chiare, ecco, ma voi direttori delle varie USL collaborate tra di voi oppure ognuno prende la propria strada rispettando ovviamente le esigenze della Regione, dall'alto economico? Avete una strategia comune? Allora, intanto sarebbe praticamente impossibile che ogni direttore generale prenda la propria strada perché si è rafforzata una forte cabina di regia regionale in termini di obiettivi dati ai direttori generali, che sono tutti uguali per tutti i direttori generali, ma parlo di più di 120 obiettivi, certo. Cioè si è sceso a livelli di obiettivi splittati nel dettaglio, nel particolare. Quindi è un movimento corale dei direttori generali
verso il raggiungimento obiettivi che vengono monitorati dalla Regione con cadenza trimestrale. Noi siamo chiamati trimestralmente a rendere conto dello stato di avanzamento dei 120, 125, adesso non ricordo esattamente quanti, obiettivi ci vengono dati ogni anno. Quindi non ci si può distaccare da questa linea di. Poi siamo in 9, più i 2, 11, vuol dire, ci troviamo tutte le settimane sotto la regia della Regione e lì affrontiamo i temi, le strategie, i temi importanti. Senta, dottor Civetta, il dottor Gottina viene da lei e le chiede, dottor Civetta, avrei bisogno di un macchinario nuovo e costa 20-30 mila euro, lei cosa dice? Te lo do, non te lo do? Guardi, c'è un metodo, non è più lasciato alla libera arbitrio. L'ho ridotto in maniera semplice, capito la mia domanda? Rispondo in maniera molto semplice. Cioè non c'è un libero arbitrio dei direttori nel dire sì, a quello lo do, a quest'altro no. Noi ogni anno facciamo un piano annuale degli investimenti. Questo piano annuale di investimenti raccoglie i desiderata di tutti i professionisti dell'Eugania, di tutti i direttori. Messi insieme fa un grande volume. Dopodiché con gli stessi professionisti ragioniamo sulle prioritarizzazioni, cioè tu mi chiedi 4 cose, ma qual è la più urgente? Qual è la più innovativa? Qual è? Si mette 1, 2, 3, 4 a seconda della priorità data dal professionista. Dopodiché noi direzioni vagliamo se si tratta di vera innovazione o di finta innovazione, se è coerente quell'investimento con le politiche e gli indirizzi dati dalla Regione, se è coerente con la mission data a quella ULSS piuttosto che alle aziende ospedaliere, perché anche lì abbiamo livelli differenziati di obiettivi e di compiti. Una volta verificato tutto questo, con le priorità, viene inviato alla Regione, la Regione ci finanzia. E dà il macchinario. E poi si procede all'acquisizione. Questo è il metodo. Senta, dottor Smith, secondo lei tutti i macchinari nuovi vengono, è brutto usare questa parola, però la uso papale, vengono sfruttati bene dalle aziende ospedaliere? Cioè abbiamo una macchina della TAC nuova, faccio un esempio all'ospedale di Padova, questa TAC può fare 100 esami al giorno, sto dicendo dei numeri esagerati, ecco, viene sfruttata per 100 esami al giorno secondo lei, oppure? Se le dicessi di sì al 100% sarei un illuso e un falso. Tanto è vero che così come si parlava prima di standard di personale, accennati dall'assessore Coretto, la Regione sta sempre più affinando metodologie, applicando metodologie anche sugli standard prestazionali, per capire se le apparecchiature sono usate in maniera corretta o meno. Mi viene in mente l'ultimo in ordine di tempo, lo standard di efficienza dei mammografi e lo standard di efficienza operativa dei tecnici di radiologia. Quante mammografie in uno standard è giusto che vengano o ci si aspetta che un tecnico fa. Una volta avuto questi standard si va a comparare la produttività delle attrezzature e si dice, bene, questa è un'attrezzatura usata, questa non è usata, e nella redistribuzione territoriale, perché non dobbiamo dimenticare quello che si diceva all'inizio, i criteri fondamentali di competenza basati, e del rischio clinico, basati su volumi ed esiti. Quindi incrociando i volumi di attività, l'efficienza di utilizzo delle apparecchiature, la Regione poi fa una programmazione e distribuzione tra le varie ULSS delle grandi apparecchiature. Questo è il metodo veneto. Io vi faccio l'ultima, la faccio al assessore Coretto. Si mangia bene in ospedale? Perché ho letto sul giornale che c'è qualche problemino anche per il mangiare, per chi viene attribuito questo. Com'è la situazione? Bah, direi che sostanzialmente si mangia bene e con costi relativamente contenuti. Noi andiamo a monitorare tutte queste situazioni, diceva il direttore Scibetta prima che controlliamo sì le apparecchiature che vanno bacinizzate, nel senso che le potenzialità di queste vanno adeguatamente dimensionate rispetto alla popolazione servita. Per quanto riguarda la ristorazione, sì, direi di sì. Con costi relativamente contenuti riusciamo a dare anche una buona qualità. È un tema difficile perché quello che è l'ambito alberghiero di un ospedale spesso e volentieri viene, come dire, apprezzato a prima vista
insieme alla questione sanitaria, alla qualità delle cure erogate e quant'altro. È di impatto anche la situazione. Stiamo curando quello con i nuovi investimenti, stiamo ristrutturando, revisionando, rivedendo tutto l'ambito ospedaliero, curiamo particolarmente anche la questione alberghiera all'interno degli ospedali e, perché no, all'interno della questione alberghiera c'è anche la qualità della mensa, insomma, che pur essendo un ospedale è curata. Però è buona. L'ultimissima, io sono stato ricoverato in ospedale, ho visto il reparto che andavo pulitissimo, ordinato, tenuto bene. Gli ospedali in Veneto sono tutti puliti? In Veneto, dico quelli che gestisce lei, poi in Veneto doveva farlo all'assessore Coletto. Le direi di sì, perché la mia esperienza negli ospedali della ULSS Euganea, dove c'è molta attenzione su questo, e poi per ogni ospedale noi abbiamo dei professionisti che sorvegliano il livello di igienizzazione degli ospedali, specie quando si tratta di servizi appaltati. Anche nel Veneto, è come dice... Ma è assolutamente così, e quando parliamo di pulizia io non dico solo della pulizia delle stanze dell'ospedale, ma penso anche alla questione pulizia e igienizzazione delle sale operatorie, certo, che è un'altra questione ancora più importante. Se noi vogliamo preservare i nostri pazienti da quelle che sono le infezioni ospedaliere, dobbiamo avere una particolare attenzione a quelle che sono le cure all'interno, le cura e la pulizia all'interno degli ospedali, quindi massima attenzione a questo ambito, oltre che all'ambito alberghiero, quindi alla piacevolezza, fra virgolette, di vedere una stanza in ordine, di vedere degli arredi che siano consoni alla situazione, ma soprattutto alla pulizia, all'efficacia e all'efficienza del personale, e qua non ho niente da dire se non ringraziare tutti i miei sanitari, mi permetto di farlo pubblicamente, perché se il Veneto può andare a testa alta, può essere fiero dei risultati che ha portato a casa, lo fa e lo ha fatto, e mi auguro che lo farà sempre, per merito dell'eccellenza dei nostri sanitari di qualsiasi livello essi siano. Io credo di avervi chiesto quasi tutto, forse se mi è sfuggito qualcosa chiedo scusa agli ospiti che sono qui al Tezzone e anche a casa, però credo di avervi fatto un interrogatorio, ma non cattivo, mi auguro, però sicuramente... Pungente, in modo che i nostri telespettatori capiscano come funziona la sanità in Veneto, e sicuramente funziona bene. Quindi ringrazio il dottor Andrea Guttilla, grazie di essere stato con noi. Facciamo un applauso a Guttilla. Grazie all'assessore Luca Coletto, grazie all'assessore regionale sanità, grazie a Domenico Scibetta, grazie con noi, grazie anche a Evelino Pozzobon di essere stato in questa trasmissione. Grazie a tutti i nostri ospiti che sono venuti qui al Tezzone dei vari Rotary, dei vari Lions, dunque grazie davvero, e grazie anche ai nostri tecnici, a Marco, Claudio e Nicola, che hanno fatto questa trasmissione assieme a me, e io vi do appuntamento a mercoledì prossimo con un'altra puntata di Primus Inter Pares. Buonanotte.